Saranno almeno 2000 i lavoratori e pensionati veneziani che domani parteciperanno alla manifestazione all'Arco della Pace di Milano indetta da CGIL, CISL e UIL. Inflazione, fiscalità, previdenza, salute e sicurezza sul lavoro, investimenti, rinnovo dei contratti nazionali a partire dai contratti del pubblico impiego. Ecco, tutti questi sono temi fondamentali attorno ai quali deve ruotare l'azione di governo nel confronto non solo del sindacato ma nell'interesse del Paese. Un governo, ribadiscono i sindacati, che nonostante il decreto del 1° maggio non si sta confrontando su queste tematiche. Il governo ha scelto la strada in solitaria, ha fatto il decreto e ha convocato i 3 segretari generali la sera prima, giusto pro forma, non c'è la volontà di condividere le scelte che servono al Paese. CGIL e CISL e UIL rappresentano più di 10 milioni tra lavoratori e pensionati, una parte fondamentale del Paese che ha delle idee, delle proposte e che chiede che vengano ascoltate e vengano discusse. Oltre 300 le assemblee svolte solamente nel mese di aprile, a testimonianza della sentita partecipazione dei cittadini che si aspettano un cambio di rotta dal governo. Abbiamo riscontrato una grande voglia di partecipazione, abbiamo avuto un ritorno molto positivo, migliaia di persone presenti in tutte le assemblee e da queste migliaia di persone abbiamo raccolto talmente tante adesioni che adesso dobbiamo organizzare anche delle auto perché i mezzi a disposizione non sono sufficienti.